Un imprenditore su due delle province di Treviso e Padova boccia il governo giallo-verde, è quanto emerge da un sondaggio di Assindustria Veneto Centro che ha interpellato 530 industriali. Le risposte fornite fotografano lo stato di insofferenza del tessuto economico nei confronti delle politiche dell'esecutivo. Il 31,4% degli imprenditori di Padova e Treviso ha dato un giudizio negativo sull'operato del governo, il 14,6% ne ha dato uno molto negativo. I voti positivi sono stati il 12,9% e i molto positivi appena lo 0,8%. Per il 40,2% invece il giudizio è appena sufficiente. A pesare sulla pagella fatta dagli imprenditori le continue discussioni sui temi importanti per il Paese e soprattutto per questo territorio. Autonomia in primis e poi il tira e molla sulla TAV e sulla flat tax. Agli imprenditori è stato chiesto anche di fare una previsione sul futuro dell'esecutivo. Per la maggior parte prevarrà l'interesse a proseguire, ma quasi 3 industriali su 10 pensano che le distanze tra Lega e 5 Stelle sui contenuti della prossima legge di bilancio porterà alla rottura del contratto. Dopo un anno perso per la crescita e ingenti risorse orientate più all'assistenza che allo sviluppo, non perdiamo l'occasione della prossima legge di bilancio, dichiara Maria Cristina Piovesana, presidente di Assindustria Veneto Centro. Ora bisogna andare al punto vero per la ripresa e concentrare ogni spazio disponibile di spesa. Se l'esecutivo punterà su questo, se avrà la forza e la volontà politica di ribaltare la scelta di aumentare la spesa corrente e di tagliare gli investimenti pubblici, continua la Piovesana, e non ingaggerà la solita gara demagogica, gli imprenditori sapranno come sempre trainare nuovamente il paese fuori dalle secche.